Incendio al Parco Letterario Pirandello, i danni di un temporale a Stromboli portano alla dichiarazione dello stato di emergenza. L'ex presidente del Senato Schifani e candidato presidente della regione del centrodestra ad Agrigento si insedia la consulta giovanile e viene presentata un'app per i servizi ai cittadini. Troppe polemiche e mai un applauso, l'amministrazione di Agrigento amareggiata da critiche superflue. Montaperto Festa, appuntamento venerdì alle 19 ingresso libero, sipario d'oro sabato alle 21 al Tempio di Giunone. Lo spettacolo di Guardì aprirà la stagione teatrale del Pirandello. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'incendio dei giorni scorsi al caffè letterario Luigi Pirandello di Piazzale Caos ad Agrigento. La struttura è da anni gestita dall'associazione culturale Il Cerchio, presieduta da Bernardo Barone, che vi svolge convegni, presentazioni di libri, dibattiti ed eventi culturali di varia natura. Il nostro direttore Arturo Cantella. Professor Dino Barone, ecco, un incendio è stato appiccato alla struttura qui al Piazzale Caos. Ci racconti un po' come è accaduto e se si aspettava questo, diciamo, grave gesto nei suoi confronti e nei confronti di una struttura che ad Agrigento è importante per le tantissime attività culturali che si svolgono. No, buongiorno, no, non me l'aspettavo assolutamente questa azione, che tra l'altro è avvenuta di giorno. Io ero presente, erano le 19:30, 19:50 ed erano presenti addirittura i carabinieri che giornalmente vengono 7 volte almeno a fare il loro lavoro, così come vuole il signor Questore o comunque il loro comandante. E sono stati loro a chiamare i pompieri e i vigili del fuoco che sono riusciti a venire a fermare le fiamme che ormai avevano preso la sala teatro, che è completamente distrutta, e quindi i danni sono ingenti e devo dire ora, poco a poco, facendo le pulizie, ci accorgiamo di ulteriori danni sul fatto che le fiamme e il fumo che viene dalle fiamme naturalmente ha cambiato il volto del tetto del locale, che era il punto forte dal punto di vista architettonico e visivo per tutti i visitatori, sia di Agrigento, che noi amiamo, sia i turisti che noi amiamo e rispettiamo, perché qui vengono centinaia di persone, per non dire migliaia veramente, di persone al mese, grazie alla presenza della Casa di Pirandello. Noi costituiamo i servizi aggiuntivi della Casa di Pirandello grazie al direttore dell'assessorato beni culturali, e quindi siamo obbligati a avere gli stessi orari, almeno gli stessi orari dell'apertura di Casa di Pirandello. Facciamo del nostro meglio, lo facevamo anche le attività sempre su Pirandello o altre diciamo, rappresentanti della cultura italiana ed europea, perché no mondiale, e anche e soprattutto come target gli studenti di Agrigento, studenti di tutte le parti d'Italia e anche d'Europa. E qui venivano persone, sono venute persone anche da Rotterdam, con professori universitari. I nostri viaggi sentimentali sono famosi e sono sempre a disposizione, poterli fare, perché in genere non si fanno qui dentro, tranne quando piove, ed è raro perché la nostra pioggia, ma si fanno proprio alla Casa di Pirandello e lungo il viale che porta a... Numerosi sono stati gli attestati di stima, solidarietà di tante persone, gente di cultura, insomma, e questo sicuramente le darà lo sprone per continuare. Ecco, quale sarà il futuro di questa struttura, professore Barone? Ma noi del direttivo, io sono il presidente, noi del direttivo siamo per ora molto abbattuti moralmente, però stiamo reagendo grazie anche a questa grande gara di solidarietà di tante associazioni, di tante persone che hanno collaborato, di tanti soci, la prima cosa, ma soprattutto di anche operatori esterni, agrigentini e anche no. A cominciare dal presidente dei Parchi Letterari di Sicilia, il dottore Sparacino, faccio il nome e cognome, che è avvilito perché è stato lui a inaugurare il 19 di dicembre del 2001 questo locale come presidente dei Parchi Letterari di Sicilia.
per finire al benzinaio dove oggi mi sono recato per la mia auto, che era pure lui avvilito perché questo posto ci siamo resi conto ora con questa terribile occasione che era molto conosciuto, cioè ci rendevamo conto che è un posto importante perché facciamo tante attività, ma ora ne abbiamo delle prove a causa di questa cosa così grave che ci avvilisce. Stiamo reagendo grazie a loro, il sindaco è venuto subito, si sta vedendo di trovare la soluzione per rimettere su il locale, infatti già abbiamo cominciato dall'energia elettrica, poi dall'acqua, oggi da alcune pulizie, però vengo a sapere appunto che questo fumo ha rovinato il tetto che era il tesoro di questo posto, come la mostra itinerante non c'è più, quindi bisogna rifarla, ricostruirla e anche i libri che davamo alle persone per... Avete un'idea se l'incendio è stato doloso e con le motivazioni o è stata una cosa accidentale? D'altronde so che ci sono dei video che parlano e che sono attualmente alla visione degli inquirenti. E noi siamo in attesa dei risultati delle indagini che naturalmente non saranno immediate perché ancora l'acquisizione dei video è in corso, perché qualche telecamera si è bruciata a causa di queste... però altre telecamere diciamo, parlano di persone, ragazzacci, di avventori, non per il bar, in generale, persone che si muovono da queste parti, dove ci troviamo in questo posto, cioè nel marciapiede. Qui siamo nella parte retro del marciapiede orientale, da est. Questo marciapiede è frequentato da signori di tutte le età, da passanti, da turisti, però diciamo certe volte è un po' mal frequentato. Renato Schifani sarà il candidato presidente del centrodestra unito alle regionali siciliane in programma il prossimo 25 settembre. Ex presidente del Senato, Schifani è stato selezionato in una rosa di nomi proposti da Silvio Berlusconi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sarà Renato Schifani di Forza Italia il candidato del centrodestra che prenderà posto dell'uscente Musumeci. Schifani, il nome proposto direttamente dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha avuto il consenso degli alleati della coalizione, per citarne alcune, da Salvatore Cuffaro della Nuova DC alla Lega di Salvini, ai Fratelli d'Italia. La Meloni si è espressa positivamente agli autonomisti di Lombardo e Di Mauro, vicepresidente dell'ARS, dell'UDC di Cesa. Intanto il primo simbolo della bacheca presentato a Palermo è quello di De Luca, sindaco di Sicilia, l'ultimo quello dell'Unione di Centro con il simbolo Libertas. Sono 38 i contrassegni delle liste presentate all'assessorato regionale alla funzione pubblica a Palermo in vista delle elezioni del nuovo presidente della regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana dell'Election Day del prossimo 25 settembre. In quella data le urne saranno aperte anche per scegliere i nuovi deputati e senatori. I 38 simboli adesso dovranno passare al vaglio della commissione che si riunirà nei prossimi giorni. Dopo quelli ammessi saranno diffusi successivamente. Per i candidati il termine della presentazione del nome avverrà tra il 21 e il 23 agosto. Sono 6 le liste che sosterranno il candidato di centrodestra Renato Schifani, mentre 4 quelle a supporto della candidata di centrosinistra Caterina Chinnici, 3 quelle per Cateno De Luca. Invece Gaetano Ormao correrà con i simboli di Azione e Italia Viva Calenda. Tra le liste presentate in ordine di affissione sono quella di Basta Mafia, PPA, Popolo Partite IVA, Siciliani Liberi, Sicilia Vera, Lavoro in Sicilia, Prima l'Italia, Partito Liberale Italiano, Orgoglio Siculo, Giovani Siciliani, PC, Italia Unione di Centro, Impresa Sicilia, Autonomia Siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità Siciliana, Terra d'Amuri, Movimento Italiano C21, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Fiamma Tricolore, Noi con l'Italia, Democrazia Cristiana, Schifani, Forza Italia, Berlusconi, Forza Italia, PD, Chinnici, Insieme, Forza Italia Berlusconi, Presidente Renato Schifani, Caterina Chinnici Presidente, Democrazia Liberale, Italia Sovrana e Popolare, Schifani Presidente UDC Autonomia Siciliana, Trasporti, Popolari Autonomisti, Azione Italia Viva Calenda, 100 Passi per la Sicilia Claudio Fava, Forza Italia Berlusconi. Noi con Schifani Presidente. Intanto sentiamo lo stesso Renato Schifani ribadire i concetti dell'appartenenza a Forza Italia in occasione di una sua venuta ad Agrigento. In Sicilia tiene, per fortuna teniamo, siamo qui per
ribadirlo. Abbiamo una forte storia, una forte tradizione di cultura dei valori, degli ideali. Berlusconi vuole molto bene alla Sicilia e quindi siamo qui per questo, ma non basta, dobbiamo guardare a livello nazionale. Si è insediata la consulta giovanile del comune di Agrigento, un'associazione rivolta ai giovani dai 16 ai 30 anni che vogliono partecipare alla vita politica del comune con spirito fattivo e propositivo. I ragazzi che hanno risposto al bando sono 11, poiché molte domande sono arrivate fuori tempo. Il bando verrà riaperto ogni anno nel mese di febbraio. Arturo Cantella. Roberta Zicari, oggi un evento importante, la presentazione della consulta giovanile. Ecco, come mai e quali saranno i rapporti tra la consulta e il Consiglio Comunale? Ecco sì, finalmente anche ad Agrigento si insedia la consulta giovanile. In realtà il regolamento era stato approvato nella passata consigliatura, ma aveva dei piccoli problemini tecnici che lo rendevano difficilmente attuabile. Quindi sotto lo stimolo dei ragazzi stessi abbiamo apportato le piccole modifiche, così che oggi contiamo 11 membri della consulta. In realtà sarebbero stati un po' di più, ma c'è stato un piccolo problema nel ricevimento delle candidature. Intanto voglio tranquillizzare tutti che ogni anno verrà riaperto il bando nel mese di febbraio, quindi a parte che chi voglia partecipare può tranquillamente frequentare le sedute della consulta, perché è un organo assolutamente inclusivo, è un'associazione che serve appunto a dare una casa, una struttura a tutti i ragazzi agrigentini dai 16 ai 30 anni che vogliono partecipare alla vita politica di questo comune. Quindi adesso loro al loro interno voteranno gli organi, quindi il presidente e il vicepresidente, e andranno avanti in autonomia. Saranno di supporto e di aiuto tanto a noi consiglieri comunali quanto all'amministrazione attiva. Nelle materie di loro competenza possono portare avanti delle idee, essere da stimolo, segnalare appunto delle cose che gli stanno più a cuore. E quindi noi siamo molto contenti che questo comune finalmente possa ripartire dai giovani, quelli veri, perché sono loro il futuro di questa città. Purtroppo non lo sono più neanche io, mi piacerebbe dire che rientro tra i giovani, ma no, sono assolutamente loro il futuro, e quindi li ringrazio di aver partecipato al bando. Buon lavoro. Siamo iscritti da poco, siamo contenti che Agrigento finalmente sia potuto dotare di questo organo, questa associazione, soprattutto perché si è voluta ridare una nuova veste ad Agrigento proprio dopo 2 anni di pandemia, e quindi possiamo considerare la consulta come un microfono per le nuove generazioni che vogliono quindi partecipare alla vita comunale della propria città, proponendo quindi vogliamo far sì quindi che Agrigento porti avanti quindi si può dire una visione del tutto nuova, fondata sui giovani, che appunto scommette sui giovani. Taragallo, parliamo di questa iniziativa, con quali scopi la state prendendo e quali saranno anche gli stimoli e gli spunti che penserete di dare all'amministrazione comunale di Agrigento? Beh, lo scopo è soprattutto quello di far diventare appunto Agrigento una città per giovani, perché ci si lamenta spesso che Agrigento è una città ormai abbandonata a se stessa, perché tutti emigrano, non ci sono più famiglie, non ci sono più bambini, ragazzi che vanno a studiare fuori, vanno a lavorare fuori, in molti casi possiamo dire anche giustamente, però questa è la dimostrazione che ci sono ragazzi che invece vogliono restare, e restando il loro scopo però deve essere quello di rendere Agrigento un posto migliore, quindi collaborando con l'amministrazione siamo certi di riuscire a rendere questa città un posto più per giovani, sicuramente anche da un punto di vista imprenditoriale, perché no, turistico, tutto quello che servirà ad Agrigento per muoversi ed essere appunto perché no, appunto la città della capitale della cultura 2025. L'assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, amareggiato per chi non si sottrae mai ad una critica, pur di addizionare lamentele sull'operato amministrativo, e commenta: vogliamo rassicurare chi si appresta a visitare e vivere la nostra città che Agrigento non è solo impianti audio che fanno saltare concerti e droni che cadono dal cielo. Agrigento è arte, cultura, storia, paesaggi unici al mondo, spettacolo e tanto altro ancora. Basterebbe semplicemente crederci veramente, senza pensare al proprio tornaconto e alla ricerca sviscerata della gloria personale. Vediamo. Siamo con l'assessore Costantino Ciulla e con un bilancio di questo primo scorcio di estate che ha visto diverse attività musicali, ludiche, in particolare a Ferragosto. Ricordiamo il concerto di Orietta Berti che ha avuto tanto successo, ma non solo, insomma un bilancio di questa prima stagione estiva.
Sì, assolutamente un bilancio positivo. Quest'estate ci ha visto protagonista la città di un cartellone ricchissimo di eventi. Ci sono tanti eventi ancora in corso, quindi che la gente, sia il turista che l'agrigentino, potrà apprezzare e godere di queste attività. Sono innumerevoli le attività che stiamo svolgendo, andiamo dalle notti dei musei alle serate di intrattenimento in città, alle serate anche nelle periferie, commedie teatrali, spettacoli musicali. E in Piazza San Giuseppe un bellissimo video mapping ispirato al mito della Dea Demetra, uno spettacolo meraviglioso che sta vedendo centinaia di persone fermarsi ad ogni proiezione, ma poi abbiamo avuto il grande evento del Ferragosto, uno storico evento che ha visto una piazza gremita di migliaia di persone. Siamo veramente contenti per la riuscita della serata, l'ordine con cui la serata si è svolta, senza nessun incidente di percorso da un punto di vista anche di controllo dei ragazzi e dei giovani che si sono divertiti in sicurezza e senza fare uso di alcolici in maniera spropositata, quindi una serata bellissima con un concerto di Un'oretta Berti che ancora attrae un grandissimo pubblico. Siamo veramente felici del risultato ottenuto. Non è finita qui perché ancora la città avrà tantissimi grandi eventi. Voglio ricordare fra tanti un concerto che ci sarà fra qualche giorno in cattedrale, ai piedi proprio della cattedrale al Duomo degli Agricantus e Chiaraminaldi, un bellissimo evento da seguire. Poi avremo anche un grande evento con Annata Tangelo, avremo Annata Tangelo qui ad Agrigento. In particolare la porteremo nella frazione di Villa Seta proprio per far così vivere anche le frazioni del nostro territorio anche a chi si accinge a venire ad Agrigento. Quindi ancora un'estate ricca di eventi, Destinazione Agrigento, il brand che vogliamo portare più in alto possibile, più in alto dove merita di essere. Agrigento Comune Digital, questo è il nome di una nuova app che avvicina i cittadini al comune e li agevola. Vediamo. Sindaco, quanto è importante oggi presentare questo servizio, quest'app per i cittadini da parte del Comune di Agrigento? Sì, oggi presentiamo proprio questa applicazione Agrigento, è importante perché è un mezzo anche per avvicinare, per proprio creare una comunione tra l'amministrazione comunale e l'intera città, tutti i cittadini, ed è anche utile per i turisti. E chi si scaricherà quest'app avrà delle notifiche, ci saranno dei messaggi su quello che succede in città, anche sui vari disservizi e ogni cittadino può anche segnalare qualcosa che non fa, qualche richiesta. È sempre utile proprio per migliorare la vivibilità agrigentina. È utile anche per i commercianti, per gli imprenditori, per i turisti. Ci saranno gli itinerari turistici, si possono visitare finalmente per chi viene da fuori i vari monumenti. Penso che sia un'innovazione importante per la nostra Agrigento. L'utilizzazione sarà gratuita, Sindaco? Sì, assolutamente gratuita, si può scaricare. Agrigento se ha un sistema Android, oppure Città di Agrigento invece se ha un sistema Apple. Assessore Marco Pullo, oggi qui al Collegio dei Filippini si presenta la nuova app del Comune di Agrigento. In cosa consiste e quali servizi potranno usufruire i nostri concittadini? Un nuovo strumento che finalmente anche ad Agrigento arriva. L'amministrazione comunale è lieta di comunicare a tutta la cittadinanza, e non solo, perché è uno strumento molto dedicato ai turisti, la nuova applicazione, un'app Agrigento Comune Digital. È uno strumento innovativo, è uno strumento dove all'interno tutti i cittadini che si vorrebbero, diciamo così, registrare e collegare potranno trovare una miriade di servizi legati a che cosa? Legati alle informazioni, legati alle situazioni anche emergenziali, legati alle segnalazioni, legati a quello che è il mondo della cultura, dello spettacolo, del turismo, gli eventi in città, cioè uno strumento tascabile a portata di cellulare, perché è possibile scaricarlo su App Store e su Play Store, quindi sui due importanti, diciamo così, strumenti di collegamento dei cellulari, e quindi finalmente Agrigento si dota di questo strumento, ed è quella diciamo, prospettiva che il Comune di Agrigento e l'assessorato ai servizi digitali diretto da me si è prefissato sin dal primo momento, e che a piccoli passi stiamo cercando di andare verso l'innovazione. E quindi anche oggi saremo nella opportunità, già da domani ci sarà anche il nuovo sito del Comune di Agrigento, la nuova impostazione secondo quelle che sono le linee del Ministero dell'Innovazione Tecnologica, e quindi andiamo verso questa direzione, la direzione dell'innovazione e la direzione del digitale, che è il futuro. Ecco, l'app sarà accessibile liberamente da tutti o ci vuole un accredito, delle credenziali, non so, tipo lo SPID?
No, l'app è accessibile a tutti, basta collegarsi direttamente scaricando l'applicazione sul cellulare, si fa una registrazione quando un utente vorrà fare determinate operazioni, come ad esempio le segnalazioni che diventano un qualcosa di importante, oppure liberamente l'accesso libero senza bisogno di registrazione, accedendo a tutti quelli che sono i servizi, cioè ad esempio voglio sapere il museo ad Agrigento se è aperto o se è chiuso, voglio sapere se il comune è aperto o è chiuso, ma anche ad esempio notizie riguardanti dove si trovano i defibrillatori in città o notizie riguardanti gli uffici postali aperti, le farmacie di turno, cioè un po' tutto a portata di click. Ecco, lei ha curato questa app, che benefici avranno i cittadini e sostanzialmente come si potrà usare, sarà difficile, insomma in questo mondo digitale, che consigli dare anche a chi ci ascolta? Oggi è solo l'inizio dell'utilizzo di uno strumento che sarà completo e abbraccerà tutto quello che fa l'amministrazione comunale e la città di Agrigento. E quindi un amico in tasca è un comune che è vicino alle esigenze dei cittadini, per cui sarà un percorso molto importante, molto interessante, che noi vivremo insieme alla città di Agrigento fino ad arrivare ad avere uno strumento utilissimo per i cittadini e per i turisti, anche quelli che parlano altre lingue, perché l'app è prevista multilingue e quindi sarà nel corso del tempo al passo con tutto quello che gli utilizzatori necessitano. Assegnato a pari merito il premio letterario Scala dei Turchi. Vediamo. Realmonte è città della Scala dei Turchi, città della bellezza. L'amministrazione è soddisfatta per questa lodevole iniziativa, il premio letterario Scala dei Turchi di Narussello, proposta da Pascal Schembri. Stamane con noi erano presenti i componenti della commissione, un'autorevole commissione che ha selezionato e valutato 10 testi, a 5 autori verrà conferito un premio speciale, ad altri 5 invece verrà dato un riconoscimento per l'attività, per la carriera. Cosa dire? Realmonte è città della bellezza, lo dicevo prima, è città della bellezza naturalistica, ma vuole crescere anche e soprattutto con la cultura. Dopo la conclusione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio abbiamo questo ulteriore appuntamento che chiude la stagione, che è in direzione cultura. Cosa dire? La cultura non può che farci crescere e farci crescere nella giusta direzione. Avanti così, insieme scaleremo il futuro. Il premio letterario Scala dei Turchi di Narussello è stato costituito dall'associazione culturale Casa del Libro Pascal Schembri. Quindi io ho creato questa associazione perché era da tanti anni che avevo, diciamo, nel mio io volevo lasciare qualcosa al mio paese Realmonte, perché anche se da tantissimi anni che io manco da Realmonte, è un paese che porto sempre nel cuore. Dopo, per quale motivo io l'ho dedicata alla Scala dei Turchi? Perché la Scala dei Turchi per me ha un'importanza, diciamo, esistenziale della mia vita, e quindi l'ho creato alla Scala dei Turchi, premio Scala dei Turchi di Narussello, perché è stata una ragazza che io ho conosciuto tra la Scala dei Turchi e il Faro di Realmonte, che dopo è diventata mia moglie. Quindi siccome 30 anni fa è successo qualcosa, diciamo, quei mali incurabili, e quindi questo premio è dedicato alla Scala dei Turchi, a Dina Russello e soprattutto a Realmonte. Quest'anno il premio è articolato con 2 sezioni, c'è la sezione dei libri, diciamo dei 5 libri che la Commissione ha scelto di vari autori, e la sezione dei premi speciali a altri autori o artisti che si sono distinti durante la loro carriera. Invece l'anno prossimo abbiamo già previsto di aprire altre 2 sezioni, una per gli autori sconosciuti che stiamo incominciando già a ricevere dei manoscritti per poterle farle leggere, e dopo il manoscritto che verrà selezionato l'associazione si occuperà per fare pubblicare il primo libro. La seconda sezione invece è dedicata alla poesia, quindi abbiamo incominciato già a ricevere delle poesie, e l'anno prossimo abbiamo deciso di scegliere almeno una trentina di poesie e fare pubblicare questo libro, diciamo, in collettività, in comune.
Ecco, questi sono i programmi per il 2023. Quest'anno questi 10 premi li daremo la serata del sabato 27 agosto. Vi aspettiamo. La cittadinanza è pregata a partecipare e aspettiamo tante personalità, diciamo, dal nord Italia, e anche qualcuno mi ha detto che arriverà anche dall'estero, e quindi dopo alla fine ci sarà un buffet per gli invitati, naturalmente, per i premiati. Da un'idea è nato questo progetto, il progetto di questo premio letterario che si farà in questo magnifico scenario, in cui l'amministrazione comunale, in questo caso il sindaco, hanno colto al volo l'idea di Pascal Schembri. Abbiamo coinvolto diverse persone, la commissione, una serie di libri ha scelto sia per il premio speciale sia per il premio alla carriera, se così lo vogliamo chiamare. Sarà conferito il giorno 27 alle 19 al Belvedere della Scala dei Turchi. Montaperto Fest, tra saperi e sapori, momenti culturali e artistici. Appuntamento venerdì prossimo 19 agosto alle 19. Ingresso libero. Arturo Cantella. 19 agosto, appuntamento a Montaperto con una bellissima iniziativa che voi come CNA sostenete attivamente. Sì, l'abbiamo organizzato noi questa iniziativa a Montaperto Fest, saperi e sapori del territorio, in modo appunto da rigenerare un quartiere che ovviamente si presenta in maniera molto suggestiva con i cortili, con via Rosario, e poi ovviamente per dare linfa all'economia con la ripresa delle attività, con i maestri artigiani che esporranno i loro manufatti, le loro pietanze. Sarà una mostra di artigianato artistica e tradizionale e agroalimentare, quindi sarà una serata molto bella. Ecco, vi aspettiamo il 19 agosto, alle ore 19 ci sarà la cerimonia di inaugurazione, poi per tutta la serata le visite, le degustazioni, momenti artistici e culturali, e poi il gran finale con il concerto dei Quartet Folk Orchestra. Ecco, tutto questo per dare linfa al nostro territorio, per far conoscere i nostri borghi, ma anche per rilanciare l'economia, per rimettere in movimento quello che è il nostro tessuto socio-economico. Ecco, il valore dei maestri artigiani, l'intelligenza delle mani. Bisogna anche stimolare l'acquisto di prossimità e di stimolare appunto quello che è il nostro valore importante, che è il valore dell'artigianato tipico del saper fare dei nostri luoghi. Un'iniziativa legata anche ad altri partner che sostengono l'appuntamento, ricordiamo, giorno 19 a Montaperto. Sì, lo facciamo in collaborazione con Euroform, la scuola professionale, con il sostegno del Presidente Licata, dell'intera struttura, e poi con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, del Comune di Agrigento, del Parco archeologico Valle dei Templi. Avremo anche la Croce Rossa italiana che ci darà il supporto dal punto di vista dell'assistenza sia sanitaria che sociale, quindi noi ringraziamo tutti i nostri partner, tutte le istituzioni, gli enti che hanno creduto in questo progetto. Un ringraziamento va anche a Carmelo Settembrino, che è il nostro collaboratore CNA su Montaperto, per il supporto logistico, per la grande laboriosità nel territorio per la riuscita di questo evento. L'iniziativa è inserita nel più ricco programma di destinazione Agrigento. Sì, l'evento è stato inserito nel cartellone destinazione Agrigento estate 2022, quindi fa parte di questo programma più vasto. Per questo ringraziamo il distretto turistico Valle dei Templi, perché appunto questo va ad arricchire quello che è il panorama estivo degli eventi nel territorio agrigentino. Sipario d'oro, sabato prossimo alle 21 al Tempio di Giunone, il premio a 9 importanti personalità. Tutto pronto per l'edizione targata 2022. Vediamo. Nuova edizione del Sipario d'Oro, ne parliamo con l'organizzatore, il collega Lelio Castaldo, un evento sicuramente importante per Agrigento. Ecco, sentiamo le novità, i premiati, dove si svolgerà l'evento, insomma un evento il cui appuntamento è ovviamente da non mancare. Siamo giunti alla 16ª edizione, grazie per questa domanda. Il Sipario d'Oro
cresce ogni anno sempre di più, siamo orgogliosi, siamo felici di portare avanti questa brillante iniziativa che, seppur minimamente, comunque dà un giusto contributo culturale all'intera città di Agrigento, viste anche le personalità che anche da fuori Sicilia, comunque personalità nazionali, vengono con la scusa del premio Sipario d'Oro, a ritirare il premio, vengono a guardare le bellezze della nostra città, e quest'anno ce ne sono diverse di queste figure. Tutti i premiati hanno un valore straordinariamente grande, quindi magari c'è qualcuno che appare di meno in televisione, ecco, nelle TV nazionali, ma non è che quello che appare su Rai o su Mediaset è più importante. Ognuno è importante per la propria posizione e per il proprio ruolo che svolge. Allora, ricordiamo dove è l'appuntamento, da chi sarà presentato e la macchina organizzativa che c'è dietro. La macchina organizzativa è pesante, quest'anno abbiamo un nuovo regista, un regista straordinario che è Gianni Bracceri, storico regista anche della trasmissione Opinioni, che abbiamo anche realizzato in questa TV, e condurranno quest'anno la dottoressa Margherita Trupiano, veterana soprattutto in questo genere, e la dottoressa Simona Stammelluti, un'altra veterana, che sono tutti colleghi giornalisti, al Tempio di Giunone sabato sera alle ore 21 fino ad esaurimento posti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Presentato lo spettacolo Il caso Tandoi di Michele Guardi, aprirà la stagione teatrale del Pirandello di Agrigento. Vediamo. Si presenta oggi Il caso Tandoi, che aprirà la stagione del Teatro Pirandello a novembre. Ecco, lei ha anticipato che ha conosciuto chi materialmente ha commesso il delitto. Ce lo vuole anticipare, Sindaco? Sì, oggi abbiamo presentato questa commedia che andrà in scena il 12 e 13 di novembre qui al Teatro Pirandello di Michele Guardi. Michele nella conferenza stampa ha descritto la commedia in tutte le sue sfumature, soltanto io ho aggiunto che da giovane medico ho anche curato il presunto killer di Tandoi, quindi sono stato anche io a un certo punto tirato in ballo, perché mi ha fatto ricordare la mia professione. Ma è un caso agrigentino perché si è svolto ad Agrigento, ma le meccaniche mentali sono meccaniche che rientrano in tutti i casi giudiziari che si sono vissuti negli ultimi anni. È un caso che ci dà modo di capire come ci possono essere degli errori che si creano per l'incaponimento di certi personaggi, e anche però errori che per intervento di altri personaggi, sempre facenti parte della magistratura, si capisce poi che non era esattamente come si partiva, ma c'erano dietro ragioni diverse che vengono fortunatamente scoperte. Un caso pietoso? Ma più che un caso pietoso, un caso di drammi umani vissuti a tutti i livelli, dal povero commissario assassinato alla povera vedova che finisce anche lei in galera come complice di un presunto omicida che è innocente, cioè il suo amante, il primario dell'ospedale psichiatrico, e le verità che vengono scoperte grazie a questo magistrato palermitano, grande magistrato, il magistrato Fici, il cui figlio in un libro molto interessante che si chiama Belli Tempi racconta le vicende vissute dal padre e i tormenti vissuti dal padre, perché anche un magistrato può avere momenti di tormenti e di dubbi e di sofferenza professionale ed umana. Quando è un magistrato, e sono quasi tutti così i magistrati, poi c'è uno che sbaglia, pazienza, però quando un magistrato vive il lavoro come impegno civile, come impegno sociale. Può essere definito un caso di mala giustizia? No, è un caso in cui la giustizia fa giustizia di se stessa. C'è un magistrato che sbaglia e c'è un magistrato e una corte d'assise che danno ragione alla verità, quindi la giustizia che fa giustizia di se stesso. Lei ha vissuto questa esperienza in un'età giovanile, ecco, l'ha tirata fuori ora dopo tanti anni, insomma, come mai? Ma l'ho raccontato in conferenza stampa,
da ragazzino, avevo 15-16 anni, seguivo questa vicenda conservando tutti i giornali nei quali c'erano anche i brani della requisitoria presentata da chi stava indagando. Dopo tanti anni, qualche anno fa, ho ritrovato questi giornali, dico guarda, l'avevo conservati per farci o un libro o una commedia, facciamola. Un riscatto per la nostra città. Ma diciamo una scoperta della verità vera, perché all'epoca la città venne coperta ingiustamente di insulti e di contumeli che non meritava. Era un caso giudiziario, c'era un morto che purtroppo era stato un signore che era stato ucciso perché aveva delle connivenze con gente sciagurata, però la città non c'entrava niente, era un caso unico. I Promessi Sposi torneranno in scena nuovamente? I Promessi Sposi, stiamo parlando con Francesco Bellomo un po' più in là di riportarlo in teatro. Devo dire che abbiamo fatto all'epoca tutta l'Italia, tutti i grandi teatri. Qui a Agrigento siamo stati nella Valle dei Templi e per esempio il Pirandello non riusciva a contenere quella scenografia pazzesca che avevo concepito. Io sto cercando di venire a miti consigli e per carità, poi il Teatro Pirandello ha un grande palcoscenico e ha avere la possibilità di fare una edizione che possa interessare teatri non grandissimi come quelli che ho interessato all'epoca quando ho cominciato la tournée. La presentazione oggi del caso Tandoi, una commedia di Michele Guardì, di cui tu sei anche il produttore. Sì, sono il produttore, abbiamo parlato tanto tempo addietro di questa commedia, alla fine abbiamo trovato una bellissima sinergia insieme a Michele, quindi due agrigentini che portano un caso agrigentino alla ribalta nazionale, o meglio lo ripresentano alla ribalta nazionale. Io sono molto contento, al di là del connubio che si è creato e stabilito con Michele, che ci porterà anche alla riproposizione nel tempo dei Promessi Sposi, perché questo progetto è l'apripista del progetto più ampio che ci ha consentiti di essere valutati e premiati con il teatro di produzione nazionale. Quindi sono molto orgoglioso di aprire la stagione, di aprire il progetto e di iniziare questo nuovo corso del teatro. Presidente, allora parliamo di questa iniziativa, un'iniziativa importante per la Fondazione Teatro Pirandello che apre le porte alla nuova stagione, una stagione interessante e importante. Sì, avevamo già presentato il nostro cartellone, oggi siamo qui per un evento importante, approfittando della presenza di Michele Guardì, che è quella di presentare questo spettacolo da lui ideato e scritto sul caso Tandoi. Questa nuova governance della Fondazione Pirandello non se l'è fatto dire due volte e abbiamo deciso di inserire questo spettacolo nella programmazione della nostra produzione teatrale, visto che il Teatro Pirandello ha conseguito di recente questo brillante risultato di essere riconosciuto dal Ministero della Cultura quale ente abilitato a fare produzione teatrale a livello nazionale. Il caso Tandoi ci rientra pienamente e ne siamo orgogliosi perché è una storia che è stata scritta da un illustre agrigentino, Michele Guardì, che parla di un caso tutto agrigentino, che è anche coprodotto da un agrigentino che è il nostro direttore artistico Francesco Bellomo e che a noi Fondazione Pirandello ci mette nelle condizioni di mandare anche un messaggio di carattere culturale, perché è bene ricordare che stiamo parlando di un caso che ha conquistato le luci della ribalta allora e che ha fatto parlare di Agrigento a livello nazionale. È un errore giudiziario che più che giudiziario poi diventa un errore sociologico e antropologico, quindi in cui ci si sofferma dinanzi alle apparenze, quelle apparenze tanto deprecate dal nostro Luigi Pirandello, salvo poi scoprire che invece è una storia di mafia e che era un assassinio di mafia. E questo è il messaggio culturale che questa fondazione intende lanciare, approfittando di questa bella occasione, di questo spettacolo.
Migliaia di tonnellate di fango, detriti, massi, fiumi d'acqua in piena, case allagate, strade sommerse dal fango, effetti di un temporale nei giorni scorsi a Stromboli. Adesso, mentre proseguono gli ultimi interventi per ripulire le vie, la Regione dichiarerà lo stato di emergenza per l'isola e chiederà al Governo nazionale di fare lo stesso. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Vediamo. Ferragosto a Stromboli, per visitare i luoghi colpiti dal nubifragio nei giorni scorsi. Abbiamo visto decine e decine di abitazioni sommerse dai fanghi, dai detriti scesi dalla montagna, dal vulcano. Abbiamo visto tanta aggressione da parte dell'uomo sul territorio, alvei di fiumi scomparsi e trasformatisi in strade. Una situazione complessa e difficile per la quale abbiamo immaginato, e lo farò nella seduta del governo di domani, la istituzione di un'apposita commissione tecnica per elaborare un piano di previsione e di prevenzione particolarmente articolato. In questo momento sono migliaia le persone che occupano l'isola di Stromboli, si godono la stagione turistica che non dobbiamo assolutamente compromettere, ma abbiamo il dovere di lavorare perché quello che è accaduto nel tempo non accada più. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato 2 giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati in occasione delle festività. I carabinieri della stazione di Vulcano hanno notato 2 giovani che alla vista dei militari mostravano un atteggiamento particolarmente sospetto e guardingo. I 2 giovani, lavoratori stagionali sull'isola, sono stati pertanto fermati dai carabinieri e sottoposti ad un controllo di polizia, all'esito del quale sono stati trovati in possesso di una valigia contenente 155 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in panetti e dosi già confezionate, un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. Pertanto la droga inviata al reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio è stata sequestrata unitamente al bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento e di 2 giovani arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ultimate le formalità di rito, il più giovane dei 2 arrestati, un minorenne, è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza minori di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Gangi, terminata la sagra della Spiga, l'evento arriva alla sua 57esima edizione e celebra il ciclo del grano in migliaia per assistere al corteo di Demetra. Vediamo. C'è voglia di rivivere, di uscire e di sentire le forti emozioni che il corteo di Demetra trasmette sia ai turisti ma soprattutto anche a noi gangitani. È la nostra storia, siamo alla 57esima edizione e per noi è come se fosse la prima. Ricomporre ciclicamente l'ordine della natura, si cerca di giungere ad una perpetua e incessante volontà di dare ordine al tempo e alla comunità. È proprio l'emblema della comunità la Sagra della Spiga, al di là di qualunque appartenenza collaboriamo tutti affinché riesca la Sagra della Spiga che, come ripeto, è la nostra storia. È stata dura ritornare dopo 2 anni di fermo, però con la fatica e la dedizione di tutti, non solo del Consiglio, ma di tutti i ragazzi che ogni anno aiutano la Proloco, ci siamo riusciti a realizzare anche quest'altra sagra. La direzione artistica viene curata dal collettivo The Blades, che ha un pochino modificato quella che era la solita sfilata. Vengono eliminate le sezioni che esistevano da anni durante la sfilata e viene tutto accorpato in un unico gruppo che mette insieme
una storia che verrà raccontata dagli audio lungo il percorso e daranno un valore culturale in più alla sfilata. I figuranti quest'anno siamo circa 200 che come ogni anno ringraziamo tutti uno per la dedizione e l'ascolto soprattutto che hanno dato a questo collettivo che ha curato la sfilata, che minuziosamente ogni giorno ha lavorato notte e giorno per la realizzazione di tutto ciò. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.